Ragazzi, c'è l'autobus dentro casa. Una scena terribile. Tutto è accaduto in pochi minuti. In via Gorizia, a Jesolo, verso le 13:30, un autobus di ATVO è entrato nel giardino di un'abitazione. Questo per tentare di evitare l'impatto con un'auto a bordo della quale si trovavano due ragazze di 22 anni, entrambe ricoverate in gravi condizioni. Il bilancio totale è di 5 feriti. L'autobus proveniente da Punta Sabbioni era diretto a Jesolo, a bordo una quindicina di passeggeri. All'altezza dell'incrocio con via Palladio sopraggiungeva l'auto condotta dalla 22enne di origine ucraina, con a fianco la passeggera di Mussolente in provincia di Vicenza. Sembra che non abbia rispettato la precedenza, quindi l'autista del bus ha cercato di evitare l'impatto diretto, come racconta il vicecomandante della polizia locale. L'autobus che percorreva la via Gorizia e le due ragazze con la Y sono fuoriuscite dall'incrocio e lì c'è stato l'impatto. A seguito dell'impatto l'auto è stata scaraventata in avanti e il bus ha deviato a sinistra abbattendo la recinzione di un'abitazione e finendo nel cortile. Sul posto i sanitari del SUEM di Jesolo e due elisoccorso. Le ragazze sono state portate negli ospedali di Treviso e Mestre in codice rosso. L'autista, 61enne con 38 anni di servizio, all'ospedale di San Donà di Piave con una ferita alla testa. Lievi contusioni per due passeggeri. Sul posto, per la messa in sicurezza, i vigili del fuoco di Jesolo coadiuvati dalla gru dei colleghi di Mestre per il recupero del bus e gli agenti della polizia locale per i rilievi.